Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda edizione della Fighters Arena. Ad oltre 10 anni dalla prima edizione, che in qualche modo è stato il preludio della spettacolarizzazione inerente agli sport da combattimento in Sardegna, eccoci nuovamente presenti nel luogo dove tutto ebbe romanticamente inizio ormai più di 10 anni fa. E in ogni modo, quella che ci apprestiamo a vivere questa sera sarà una splendida serata in cui i migliori fighters provenienti dalle più prestigiose scuole di sport da combattimento del palcoscenico regionale e nazionale si daranno battaglia sul ring in un crescendo di emozioni. Ci sarà un ricchissimo pre-serata con tanti incontri di livello per continuare con il galà, con 5 incontri tra atleti professionisti che troverà il suo culmine con il main event, quello che verrà di fronte, il grande ritorno sulla scena dei combattimenti sul ring in Sardegna di Matteo Cabras, che se la vedrà contro Mattia Pini della Champion Team. Quindi, senza indugiare oltremodo, andiamo a conoscere coloro i quali sono chiamati a giudicare ed arbitrare gli incontri. Iniziamo con il commissario di riunione, che questa sera è il signor Andrea Secci di Cagliari, mentre gli altri ufficiali di gara sono i signori Vincenzo Casu, Giancarlo Casula, Agostino Arrostuto, Carlo Caddeo, Pietro Enrico Longo, Yuri Scichitano, Giacomo Stocchino e Antonio Vigiano. Il medico della serata è la dottoressa Alessandra Orrù. Adesso invitiamo il pubblico ad accogliere con un caloroso applauso tutti i ragazzi che questa sera saliranno sul ring. Iniziamo a chiamarli. Per il team troiano di Napoli, signore e signori, Gennaro Esposito. Per il team KGB di Assemini, Enzo La Catena. Antonio Bellone. Per il team KCB di Assemini, Leonardo Datti. Per il Classic Gym Costa Volpino di Bergamo, Nicola Garattini. Per il team Sergio Muru di Quartucciu, Marco Lodison. Per il team troiano di Napoli o Portici, Cristian Troiano. Team KCB di Assemini, Mattia Ferru. Dalla Corsica per la Yachu Muay Thai, Alexander De Bien. Proseguiamo da Sassari, team Real Sport Gym, Cristian Maneli.
Continuiamo, Classic Team Costa Volpino Bergamo, Xavier Andrés Random Moncada. Da quarto Sant'Elena per il team Stocchino, Michele Mossa. Ancora per il team Sergio Burro da Quartuccio, Ronaldo Chebu. Da Cagliari, team Palaistiche, Giulia Fontana. Real Sport Cin di Sassari, Cristina Cau. Da Siniscola, Libra Striking Club, Anna De Melas. Per il team Sparta Roma di Carbonia, Lucia Meloni. Classic Team Costa Volpino Bergamo, Matteo Silecchia. D'Alghero per la kickboxing Alghero, Davide De Martis. Da Cagliari, team Palaistiche, Marco Mainas. Team KGB di Assemini, Fabio Pisano. Da Napoli, team Troiano, Rafael Florino. Per il team Edge Combat di Uda, Filippo Uda. Da Colleferro, Roma, Neresum Combat Lab, Gabriele Santini. E l'ultimo, ma non per importanza, team KGB di Assemini, Alessio Mura. Eccoli qua, sono tutti presenti sul ring ragazzi che animeranno un vivacissimo pre-serata, pertanto vi invito ad accoglierli con un grandissimo applauso e buona fortuna ragazzi, in bocca al lupo a tutti! Benissimo, ormai i ragazzi sono pronti, scalpitano per iniziare a combattere, pertanto li invitiamo ad andare negli spogliatoi e i primi che dovranno combattere inizino a prepararsi perché saranno chiamati per la salita del primo incontro. Grazie!
salire sul ring dopo la prima edizione del 2014, come dicevamo in apertura, quella che è stata un preludio alla spettacolarizzazione degli eventi legati agli sport da combattimento. La Fighters Arena in qualche modo, dalla Fighters Arena in qualche modo è nata anche l'Ultra Fight Contest e la spettacolarizzazione ad estremi livelli per quanto riguarda gli sport da combattimento ha preso via proprio qua ad Assemini. Speriamo che sia una bella serata. Il team KCB guidato da Giancarlo Datti e Chico Lo, che ha organizzato tutto nei minimi dettagli, pertanto auguriamo a tutti una buona e piacevole serata. Grazie.
Eccoci qua, sono le 19, siamo in perfetto orario e tutto è pronto per il primo incontro. Il primo incontro sarà un incontro di K1 che si disputerà con 3 riprese da 2 minuti ciascuno per la categoria di 60 kg e l'ufficiale di gara è anche il commissario di riunione che è il signor Andrea Secci di Cagliari. Andiamo a conoscere i protagonisti. Iniziamo come di consueto per gli sport da combattimento come Muay Thai e Kickboxing. All'angolo blu per il team troiano di Portici, Napoli, signore e signori, Gennaro Esposito. Contrariamente a quello che si può pensare, viene proprio da Napoli, il cognome e il nome ingannano. Il suo avversario all'angolo rosso per il team KCB di Assemini, signore e signori, Enzo La Catena. La catena per il team KCB di Assemini, accompagnato all'angolo dal suo coach Giancarlo Tatti e da Chico Locche. Ricordiamo, incontro di K1, 3 round da 2 minuti ciascuno, categoria 60 kg. Sono i primi ragazzi, accogliamoli con un grande applauso e buona serata!
Fuori i secondi. Seconda ripresa. Comunicazioni di servizio: sono stati rinvenuti dei documenti in una borsetta e la signora Claudia Corti può venire qua a bordo riga a ritirare quanto è stato ritrovato. La signora Claudia Corti. Fuori i secondi. È la terza ed ultima ripresa. Vai tutto!
attesa della consegna e della seguente lettura dei cartellini facciamo un grande applauso a questi ragazzi che hanno rotto il ghiaccio per la seconda edizione della Fighters Arena qua da Semini. Signori e signori, vince all'angolo blu Gennaro Esposito del team troiano di Portici. Ma complimenti anche a Enzo La Catena che ha dimostrato un grandissimo coraggio questa sera salendo sul ring, aprendo le danze. Un attimo maestro, un attimo Enzo, c'è da consegnare. Pronto per il secondo incontro della serata, anche questo è un incontro di K1, 3 round da 2 minuti ciascuno, categoria 54 kg. Anche questo incontro sarà diretto dall'ufficiale di gara Andrea Secci. Chiamiamo i protagonisti all'angolo blu per il team troiano di Portici, Napoli, signore e signori, Antonio Bellone. Antonio Bellone accompagnato dal maestro Maurizio Troiano dell'omonimo team. All'angolo rosso per il team KGP di Assemini, signore e signori, Leonardo Datti.
Leonardo Datti, figlio d'arte, accompagnato dal maestro Giancarlo e chi con l'occhio, Giancarlo Datti, suo allenatore e insegnante di sport e di vita. Nonostante la giovane età, solo 16 anni, combatte da quando ne aveva solo 4, è stato titolare della nazionale italiana di K1 e ha già disputato tantissimi incontri in varie categorie. Ripetiamo, categoria 54 kg, 3 round da 2 minuti ciascuno. Fuori i secondi. Seconda ripresa.
Fuori i secondi. Terza e ultima ripresa. Signore e signori, dopo aver analizzato i cartellini, il verdetto è il seguente. Vince all'angolo rosso per il team KCT Leonardo Tatti. Complimenti a Leonardo e complimenti anche ad Antonio Bellone. I ragazzi si conoscono e si rispettano, come è giusto che sia in queste circostanze. Il commissario di riunione premia i contendenti, ma il vincitore dell'incontro è Leonardo Tatti.
Possiamo continuare con il terzo incontro della serata, salendo di peso, categoria 75 kg, incontro di K1, l'ufficiale di gara è ancora una volta il signor Andrea Secci. Conosciamo i protagonisti che saliranno sul ring, partiamo dall'angolo blu. Per la Classic Gym Costa Volpino di Bergamo, signore e signori, Nicola Galatini. Nicola Galatini accompagnato all'angolo dal maestro Marco Filippi. Il suo avversario, signori e signori, per il team di Sergio Murru da Quartucciu, Marco Lovison. Marco Lovison accompagnato dal maestro Sergio Murru all'angolo rosso. 3 round da 2 minuti ciascuno.
Fuori i secondi. Seconda ripresa. Fuori i secondi. Terza e ultima ripresa. Dai Marco, dai!
Invitiamo gli atleti a recarsi al centro del ring per decretare il vincitore. Signore e signori, vince all'angolo rosso Marco Lovison. Facciamo un applauso anche a Nicola Garatini, che ha dato vita all'incontro insieme al suo rivale di grande coraggio, ma il vincitore è Marco Lovison del team di Sergio Murru. Quarto incontro della serata, un incontro di low kick, sarà arbitrato dal signor Carlo Caddeo. Andiamo a vedere chi sono i protagonisti che saliranno sul ring. All'angolo blu, per il team troiano di Portici, Napoli, signore e signori, Cristian Troiano. Troiano del team Troiano, accompagnato dal maestro Maurizio Troiano. All'angolo rosso per il team KGP di Assemini, signore e signori, Mattia Ferru. Mattia Ferro, accompagnato all'angolo come di consueto da Giancarlo Tatti, maestro, e Chico Locche. Anche in questo caso avremo 3 round da 2 minuti ciascuno e la categoria di peso sono i 67,67 kg.
secondi. Seconda ripresa. Fuori i secondi. È la terza e ultima ripresa.
Signore e signori, ecco a voi il vincitore del quarto incontro della serata. Vince all'angolo blu Cristian Troiano. Complimenti anche a Mattia Ferro, un incontro molto equilibrato. Ma il vincitore dell'incontro è Cristian Troiano dell'omonimo team. Quinto incontro della serata, un incontro di K1 della categoria 54 kg. Signore e signori, è l'unico ospite che viene da oltre frontiera, se così possiamo dire, anche se più vicino di quello che si possa pensare, dalla Corsica per il team Ayachu Muay Thai, Alexander Debien. Alexander della Ayachu Muay Thai dalla Corsica. Il suo avversario all'angolo rosso viene da Sassari per il team Real Sport Gym, signore e signori, Cristian Mameli. Cristian Mameli, team Real Sport Gym di Sassari, accompagnato dal maestro Andrea Damasconi e dalla maestro Donatella Pano, anche lei grande, oltre ad essere grande allenatrice, ex grande campionessa. Ripetiamo, 3 round da 2 minuti ciascuno, categoria 54 kg, e l'incontro sarà arbitrato dal signor Giancarlo Casura.
Fuori i secondi. Seconda ripresa.
Fuori i secondi. Fuori i secondi. Terza e ultima ripresa. Signore e signori, vince all'angolo blu Cristian Mameli. E salutiamo Alexander Devien dalla Corsica, ma il vincitore è Cristian Mameli del team Real Sport Gym di Sassari.
l'incontro purtroppo è saltato, avrebbe visto combattere Xavier Andrés Random Moncada di Bergamo, che se la sarebbe dovuta vedere contro Josué Manunta, che a causa di un infortunio pre-match l'incontro è saltato. Quindi mi dicono in questo istante, il presidente federale mi dice che faranno un'esibizione al termine degli incontri del pre-serata. Mentre possiamo proseguire col primo incontro di Muay Boxing di questa sera, che sarà diretto e arbitrato dal signor Vincenzo Casu. Un incontro di Muay Boxing categoria 80 kg, 3 round da 2 minuti ciascuno. Iniziamo a chiamare i protagonisti partendo dall'angolo rosso per il team di Sergio Murro di Quartuccio, signore e signori. C'è stato un piccolo cambio di programma. Allora, all'angolo rosso, continuiamo a chiamare angolo rosso per il team Stocchino di Quartu Sant'Elena, signore e signori, Michele Mossa. Michele Mossa accompagnato all'angolo dal coach Giacomo Stocchino e da Antonio Cocco. Andiamo a conoscere l'avversario all'angolo blu per il team Sergio Murro di Quartuccio, signori e signori, Ronaldo Nkebu Kimbo. Ronaldo Kimbo Nkebu.
Fuori i secondi. Secondo round. Fuori i secondi. E la terza ed ultima ripresa.
Signore e signori, vince con verdetto unanime all'angolo blu Ronaldo Nkebu Kimbo. Complimenti anche a Michele Mossa, i due atleti hanno dato vita ad un incontro veramente intenso dal gong del primo round sino al gong della terza ripresa. Complimenti ragazzi. Possiamo passare all'ottavo incontro della ripresa che sarà diretto dall'ufficiale di gara Carlo Caddeo e i protagonisti, vediamo chi sono, all'angolo rosso per il team palaistiche di Cagliari, signore e signori, Giulia Fontana. Procediamo con la seconda chiamata all'angolo rosso per il team palaistiche di Cagliari, Giulia Fontana.
box e kickboxing con tanti titoli nazionali europei vinti. Insomma, adesso andiamo a conoscere l'avversaria di Giulia Fontana. All'angolo blu per il team Real Sport Gym di Sassari, Cristina Cau. Questo è l'incontro di K1, 3 round da 2 minuti ciascuno, categoria 55 kg. Ricordiamo, angolo rosso Giulia Fontana, angolo blu Cristina Cau.
i secondi. Nella seconda ripresa. Fuori i secondi. Nella terza ed ultima ripresa.
Signore e signori, vince all'angolo blu Cristina Chiao per la Real Sport Gym di Sassari. Complimenti a Cristina Chiao, Andrea Masconi e Donatella Pano della Real Sport Gym per la bella vittoria in questo incontro contro Giulia Fontana. Proseguiamo con il prossimo incontro di K1, incontro 3 round da 2 minuti ciascuno, categoria 63,500 kg. L'ufficiale di gara è il signor Carlo Caddeo. Andiamo a conoscere i protagonisti, partendo dall'angolo blu viene da Siniscola per la Libra Striking Lag Anna Lumberjack de Melas. Anna Lumberjack de Melas accompagnata dal suo coach Justin Patras. All'angolo rosso viene da Carbonia per il team Sparta Roma, signore e signori, Lucia Meloni. Lucia Meloni accompagnata dal coach Maurizio Marracchioni.
fuori i secondi. Seconda ripresa. Signore e signori, vince all'angolo rosso Anna Lamberger de Melas.